Allora, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, così numerosi. Devo dire che sono molto contenta di vedere con voi questo film, perché questa distruzione del passato di un popolo che si fa distruggendo le opere d'arte, quello che è stato costruito nei secoli, è davvero una forma di annientamento che ci ha colpito. Ci ha colpito per quanto riguarda l'Afghanistan, ma ci ha colpito anche per altri paesi vicini, quale la Siria, la Giordania. E devo dire che quando un popolo, un movimento vuole sopraffare un altro, lo fa certamente distruggendo le persone, distruggendo le case, distruggendo gli arsenali militari, ma lo fa anche distruggendo la cultura di quel popolo. Ovviamente non si può paragonare la distruzione di una vita umana con la distruzione di un anfiteatro, con la distruzione di un teatro, perché sono due, come dire, valori incommensurabili. Però io credo che tutti abbiamo provato dei brividi quando abbiamo visto alla televisione la distruzione volontaria di alcuni monumenti che erano i monumenti dell'umanità. Durante il periodo nazista si facevano i falò dei libri e anche quello è una forma di distruzione della cultura. E in queste altre situazioni si sono distrutti i monumenti. Io credo che a nessuno sia dato il potere di distruggere la storia di un popolo. La storia di un popolo è stata quella storia nel bene, nel male, nello splendore, nelle miserie, e a nessuno è dato il potere di distruggerla. Quindi bene, io ringrazio il regista, bene, perché queste cose bisogna ricordarle, cioè non devono essere solo delle immagini che sono passate in TV e di cui si è parlato per un certo momento, ma quelle sono immagini che devono rimanere nella nostra memoria, perché noi non dobbiamo ammettere che queste cose possano succedere ancora, e comunque denunciarne ogni qualvolta succedono, e purtroppo pare che continuino a succedere. Quindi grazie al regista, grazie ai relatori, grazie al pubblico. So che ci sono anche molte persone dell'Afghanistan, sono molto contenta della loro presenza qui e auguro a tutti buona visione. Ringrazio doppiamente la nostra Presidente, primo per aver accolto con entusiasmo questa proposta che ho voluto fare d'accordo con il regista Alberto Castellani, e poi anche perché ci onora della sua presenza questa sera, quindi doppiamente le siamo grati. A me compete il compito di presentare brevemente, perché il curriculum di Alberto Castellani è un curriculum molto lungo, presentare brevemente questa figura di regista veneziano che ha svolto un'attività pluridecennale nel campo della comunicazione, prima con la comunicazione delle generali e poi anche con questo
Venice, Media Venice, che è stata costituita proprio per produrre documentazione di questo genere, come noi vedremo questa sera. Sono molti, io non posso citarli tutti, ma Alberto mi permetterà di citarne alcuni, perché da giornalista io ritengo che siano dei documenti di una chiarezza di informazione e di comunicazione rara, soprattutto in questi nostri tempi. Ricordo quella produzione che riguardava i 900 anni della Basilica di San Marco, San Marco un cuore della città, anche quelli dei giorni della Shoah, che riguardavano appunto quanto è accaduto a Venezia in occasione dello sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, sulle orme di Cristo, che è un serial anche molto lungo, quindi uno sforzo notevole anche, e poi dalla produzione di Paolo di Tarso, da Tarso al mondo, lì è cominciata il nostro cammino insieme. Ricordo ancora anche il suo prodotto su Burckhardt e la riscoperta di Petra, della città di Petra, e ancora oggi si trova in piena attività, e anzi avrà in preparazione adesso, in collaborazione anche col Museo Archeologico di Napoli, la preparazione di un documento sulle Alessandrie di Alessandro il Grande. Quindi adesso ti do la parola perché tu possa illustrare un po' questo tipo di lavoro. Grazie intanto per essere arrivati in tanti, la sala è piena e quindi per un autore questo fa molto piacere. Direi prima di tutto però, visto che ci sono 36-37 giovani afghani, di fargli un grande applauso. Comunque dopo la proiezione non andate via, mi raccomando, perché la dottoressa Grisot presenterà il suo impegno nei confronti dei profughi afghani, quello che si sta facendo in città e non solo, e soprattutto ci saranno, penso, alcune testimonianze da parte di qualche giovane. Quindi abbiate un po' di pazienza, ma cercheremo comunque di contenere al massimo. In 2 minuti vi dico che voglio soltanto ringraziare alcune figure che mi hanno consentito la realizzazione di questo film. Prima di tutto la professoressa Anna Filigenzi, che è direttrice della missione archeologica in Afghanistan, nella località di Ghazni, che avremo modo di vedere, che mi ha supportato con interviste, dichiarazioni e contatti. Il direttore del Museo Archeologico di Napoli, che ha inoltre invitato questo film alla inaugurazione della grande mostra su Alessandro Magno, Massimo Vidale dell'Università di Padova, Luca Maria Olivieri dell'Università Ca' Foscari di Venezia, figure tutte queste che hanno a lungo vissuto nell'Afghanistan e quindi i loro suggerimenti si sono rivelati preziosi. Ma poi, per concludere, consentitemi di ringraziare, non so, qui ci sono dei talebani, ci sono degli afghani, qui ci sono degli afghani che sicuramente mi diranno che non pronuncio bene le cose. Voglio ringraziare il direttore del museo di Kabul, che è Mohammed Fahim Rahimi, speriamo bene di averlo pronunciato in modo accettabile, che in qualche modo, e in qualche modo tralascio il come, ha concesso a me e alla piccola organizzazione che ho coordinato di poter avere del materiale, di poter avere delle interviste, di poter restituire una dimensione di questo territorio bellissimo, crocevia di culture, che poi la dottoressa Grisot spiegherà molto bene. Io direi quindi di passare alle immagini del film, vi auguro una buona visione e ripeto, dopo la proiezione, per cortesia, restate perché ne vale la pena.
Philippe Flandrin, studioso francese contemporaneo delle civiltà del passato, riporta in una delle prime pagine del suo fortunato I tesori perduti dell'Afghanistan una mappa che identifica i numerosi siti archeologici del paese. Flandrin bene esemplifica, già dal sottotitolo, ciò che intende far emergere dal suo racconto, il patrimonio archeologico di una civiltà millenaria. Un Afghanistan crogiolo di tre grandi civiltà, quella mediterranea, quella indiana e quella cinese, un Afghanistan crocevia di religioni, la greco-ellenistica, il buddismo, l'Islam. Un Afghanistan singolare compresenza di popoli che in passato hanno rappresentato spesso un esempio di tolleranza e amalgama culturale. Elementi che stridono con i recenti oscurantismi a sfondo religioso. Ricostruire la vicenda afghana attraverso il valore e la bellezza delle sue opere d'arte, spesso poco conosciute in Occidente, riportare l'avventura di decennali scavi archeologici, far rivivere l'emozione della scoperta di tesori sepolti è anche il tema a cui si ispira questo programma. Pochi accenni e di certo molte carenze per raccontare anche così la tragedia di un paese bellissimo e martoriato, la cui memoria continua a subire, come riporta Flandrin, una sorta di drammatica lapidazione del proprio patrimonio artistico e culturale. È una celebre immagine colta nel campo profughi della città pakistana di Peshawar, scattata nel 1994 dal fotografo statunitense Steve McCurry e pubblicata sul National Geographic Magazine nel numero di giugno del 1985. Ritrae una ragazza di 12 anni, Sharbat Gula, che in lingua pashtu, idioma iranico presente in Afghanistan, suona come fiore d'acqua dolce. Lo sguardo magnetico di quegli occhi verde ghiaccio, la massa di capelli bruni, lo scialle logoro, qua e là strappato, il contrasto tra i toni accesi del volto e quelli algidi dello sfondo hanno reso questa immagine uno dei simboli dell'Afghanistan. Vi si avvertono i drammi e la rabbia di un popolo dilaniato dalla guerra, ma sottolineano anche la traccia di una grande forza, di un'assoluta voglia di riscatto. I believe this is the right decision, a wise decision, and the best decision for America. Dal 15 agosto 2021 l'Afghanistan ha un nome nuovo. Si chiama Emirato Islamico dell'Afghanistan. Nel disastro di un paese in sfacelo, nel dramma che vede ogni donna sempre più segregata ed umiliata, nella mancanza di qualsivoglia supporto sanitario, economico ed umanitario, continuano ad angosciarci gli occhi di Sharbat Gula. E ci inchioda anche una frase evocata ancora tra le periferie delle città, negli ambienti rurali della pianura e nei villaggi delle montagne. Una frase che gli anziani ripetono. Sono il ricordo di quello che 2 secoli fa un anziano come loro aveva rivolto ad un generale britannico che cercava di convincerlo ad accettare i vantaggi di un governo deciso da altri. Ci adattiamo alla discordia, ai disordini e al sangue, ma non ci adattiamo mai ad un padrone. L'Afghanistan è sempre stato questo, e c'è da credere, lo sarà ancora una volta, è solo questione di tempo. Travolto da un presente fatto di miseria, emarginazione ed isolamento sociale, semidistrutto da decenni di guerra, il patrimonio culturale del popolo afghano rischia di essere dimenticato. Antiche pietre, resti di monasteri semidistrutti, volti appartenenti ad una remota statuaria possono apparire come segni anacronistici di fronte all'urgenza del pane che scarseggia, alla carenza di farmaci, al riproporsi di odiose regole discriminatorie,
basate sulla differenza di genere. Eppure le pietre ci raccontano una storia, custodiscono una coscienza. Questa storia vogliamo cercare di raccontarla. Ce la suggeriranno uomini senza Kalashnikov che hanno affondato le loro mani in terreni apparentemente anonimi per ricostruire una pagina di civiltà che rischiava di essere dimenticata e ridarci quantomeno la speranza in un futuro diverso. Lei provi a prendere un compasso su una carta geografica, a fare un arco di 2000 km, è centrato su Kandahar più o meno, quindi nella parte meridionale dell'Afghanistan, e troverà la punta del compasso che attraversa la Siberia, il deserto del Taklamakan, e quindi ampiamente il confine cinese, tutta la parte nord-occidentale dell'India, il Golfo Persico, la penisola arabica e tutto l'altopiano iranico fino agli Zagros praticamente, nonché le grandi steppe dell'Eurasia, che sono quelle che hanno sempre formato un corridoio fin dalla preistoria, che portava le genti nomadi dell'Asia centrale costantemente da est verso ovest, come stiamo imparando adesso dalla genetica. Straordinario ammasso di orografie confuse e difficili da comprendere, che dicono due cose. Uno, quanto sia difficile il territorio, quanto sia stato difficile prenderlo, conquistarlo, tenerlo, mantenerlo sotto un controllo, e dall'altro ci dice che effettivamente ci rivela o ci fa capire come dietro quel mucchio di pietre ve ne siano altri di mucchi di pietre che sono le pietre lasciate dall'uomo. È la straordinaria ricchezza dell'Afghanistan dal punto di vista archeologico, non ha probabilmente pari in tutta l'Eurasia. Parigi, riva sinistra della Senna. Al numero 23 del lungo fiume Conti, l'Institut de France, monumento storico che riunisce sotto la sua cupola le sedi istituzionali delle più autorevoli accademie di Francia, ospita anche la rappresentanza della Société Asiatique, istituzione ultracentenaria nata con il fine di promuovere lo studio delle lingue orientali. Vanto della società è una biblioteca. Ha sede al numero 52 del Cardinal Moine, non lontano dal quartiere latino, dalla cittadella universitaria e dal Pantheon. La Société Asiatique sta realizzando da anni un imponente lavoro di archiviazione digitale di materiali di studio, donati in più di un secolo di vita dai suoi più illustri collaboratori. In particolare sta catalogando una fitta serie di documenti frutto dell'instancabile impegno di un ricercatore. Si tratta del professor Alfred Fouché. Chi era Alfred Fouché? Uno studioso di fine Ottocento che, affascinato, addirittura folgorato, si legge, da una giovanile lettura sulla civiltà indiana, decide di orientare i suoi studi verso quel mondo. La sua carriera universitaria come orientalista è rapida, particolarmente brillante. Ma ben presto in quell'uomo di lettere scatta un impulso nuovo. Quelle terre che aveva idealmente visitato su mappe e su libri, decide di viverle di persona. Le prime tappe sono Indocina, Giava, Ceylon, Persia, Giappone. Poi, con mezzi di fortuna, Fouché esplora i principali monasteri buddisti dell'India, individua le antiche vie seguite da mercanti e da pellegrini e scopre la peculiarità dell'Afghanistan, crocevia di culture aperte all'Asia centrale e al mondo del Mediterraneo. L'interesse di Fouché per il pensiero buddista e le sue espressioni figurative, monumenti votivi e più in generale statuaria, induce il governo francese a vedere in lui la figura ideale per sviluppare rapporti esclusivi di collaborazione tra Francia ed Afghanistan. A partire dal 1922 i tempi saranno maturi per la nascita della Délégation archéologique française en Afghanistan, nota come DAFA. I lavori della DAFA hanno fatto riferimento a tutti i periodi, dalla preistoria all'età del bronzo.
Basti pensare agli scavi di Nadia Ali nel Sistan o al periodo islamico e ai grandi scavi dell'Ascari Bazar. Tale monopolio, durato fino agli anni 50, si è poi aperto anche ad altre missioni straniere. Il Museo archeologico di Napoli conserva un imponente mosaico, quasi 1,5 milioni di tessere. Copia romana del 100 a.C., ispirata ad un quadro ellenistico di un paio di secoli prima, è stato scoperto nel 1831, durante gli scavi di Pompei. Celebra, con straordinaria potenza espressiva, la battaglia di Isso, combattuta e vinta nell'Anatolia meridionale da Alessandro il Grande, nei confronti dell'esercito di Dario III, ultimo esponente della dinastia degli Achemenidi. Due anni dopo quell'evento, un'altra battaglia, la battaglia di Gaugamela, determinerà la definitiva sconfitta di Dario e la fine dell'impero Achemenide. È il 1 ottobre dell'anno 331 a.C., e l'evento, da poco individuato territorialmente, si svolge nel nord del Kurdistan iracheno. In questa pianura si scontrano i due eserciti, quello di Dario assolutamente preponderante in termini numerici rispetto alla cavalleria e alla fanteria macedone, ma ciononostante il giovane generale macedone riesce ad avere il sopravvento. Dario fugge verso le montagne della Persia, verso i monti Zagros, inseguito da Alessandro, che però prima conquista le grandi capitali dell'impero Achemenide, Babilonia, Susa, Persepoli e Ecbatana. La battaglia di Gaugamela non rappresenta soltanto l'ultima e più importante e definitiva vittoria di Alessandro sul gran re di Persia, ma rappresenta un vero momento di svolta nella storia dell'umanità, nella storia dell'Oriente e dell'Occidente, perché il 331 a.C., con il collasso dell'impero persiano, segna l'inizio del periodo ellenistico, cioè della creazione di quell'enorme impero macedone che va dalla Grecia continentale fino alla Persia e oltre all'Asia centrale, l'India e l'odierno Pakistan. Tale momento di svolta nella storia dell'umanità è intuito anche da Fouché, che vede in questo evento l'avvio di un processo di conquista, ma anche il momento iniziale di un innovativo processo sociale e culturale. Uno sviluppo che condurrà all'affermarsi di una corrente figurativa caratterizzata dalla compresenza di influssi ellenistico-romani, indiani, iranici e centroasiatici. L'arte del Gandhara, straordinaria espressione della influenza ellenistica nel continente asiatico. Parigi, stazione della metropolitana di Place d'Iéna. Risaliti gli ultimi gradini che conducono all'esterno, si erge sul lato opposto della piazza un edificio di grandi dimensioni. Si tratta del Museo Nazionale delle Arti Asiatiche, più noto come Museo Guimet, una esposizione permanente inaugurata nel 1889 per volontà di un industriale di Lione, Émile Guimet appunto, grande viaggiatore e collezionista di arte giapponese, cinese ed indiana. Il Guimet rappresenta uno dei più importanti musei dedicati all'arte asiatica, in grado di documentare tutte le campagne di scavo tenutesi in territorio afghano tra gli anni 20 e gli anni 40 del secolo scorso, in considerazione, come si è visto, degli accordi intercorsi tra Francia ed Afghanistan. Grazie alle potenzialità organizzative e finanziarie fornite dalla delegazione archeologica francese e alla collaborazione di un piccolo ma efficiente gruppo di locali, Fouché organizza già nel 1922-23 un primo programma di ricerca. Fouché è affascinato, in particolare da quanto riportato in alcune antiche cronache di pellegrini cinesi. In questi documenti viene citata la presenza di un complesso devozionale buddista. Ha sede all'interno di un'entità territoriale anticamente conosciuta come Regno del Gandhara,
oggi corrispondente ad una sorta di regione cuscinetto che occupa in buona parte il Pakistan settentrionale. L'epicentro geografico dell'arte del Gandhara non si trova in Afghanistan, ma si trova in Pakistan. Corrisponde alla provincia, all'antica provincia Gandhara dell'impero Achemenide, che sostanzialmente va tanto per dare una definizione geografica schematica, dal Khyber Pass, quindi dall'attuale confine più o meno, al corso dell'Indo, cioè dove si trova Taxila a oriente, avendo a nord il Piemonte dell'Hindu Kush Karakorum e a sud i territori di Bannu e delle altre province. Quindi è un territorio sufficientemente piccolo, voglio dire. La Lombardia? Jalalabad, Afghanistan orientale, 130 km circa dalla capitale Kabul. La seconda città del paese per estensione e numero di abitanti, oggi si presenta così, caotica e trafficata. Non molto diversa, possiamo immaginare, da quel luogo di mercato lungo la via della seta, presso il quale Fouché si concede una sosta. Fouché si dirige verso il confine con il Pakistan, non molto lontano. Ed ecco, dopo alcuni chilometri, un villaggio, Adda. Fouché decide di stabilire qui il campo base ed effettua subito dei sondaggi. La scelta si rivela felice. Appena al di sotto delle asperità del terreno emergono dei tumuli funerari. Sono gli stupa, come vengono chiamati nel mondo indiano. La loro funzione principale è quella di conservare delle reliquie. Dalle rovine di Adda, Fouché ed i collaboratori che gli succedono recupereranno, in anni di scavo, decine di migliaia di reperti. Fondamentale sarà il contributo fornito da Jules Barthou, uno stretto collaboratore di Fouché. Barthou è un geologo ed archeologo, ma soprattutto un infaticabile ricercatore. Scopre attorno al villaggio di Adda i resti di 10 monasteri. I reperti illustrano per lo più episodi di vita del Buddha e ne raffigurano a volte i miracoli. Il contesto iconografico esprime una raffinata contaminazione tra sensibilità ellenistica e influssi stilistici della fase classica dell'arte indiana. Quando parliamo di ellenismo parliamo di una rivoluzione formale, cioè di un nuovo modo di concepire le forme, di concepire il corpo umano e concepire la narrazione, che non esisteva nel mondo indiano, in quella parte del mondo prima. Prima ci si esprimeva più attraverso delle icone statiche, dense di significato, immagini codificate. L'ellenismo portò veramente la capacità di rappresentare la vita dell'uomo in tutte le sue forme, la sensualità, i movimenti delle donne, i bambini, gli asceti, i boschi, gli animali, che prima non c'era in India. Ma questi codici formali non furono utilizzati per parlare dell'Occidente, dei valori, del mondo greco, eccetera. Furono utilizzati in blocco per raccontare il mondo indiano. Ed è stata questa sintesi che ha avuto questo effetto così rivoluzionario che ancora oggi ci ammalia per la sua ambiguità e per la sua anche vitalità. Balkh, 2500 anni di storia. La madre delle città, secondo i conquistatori arabi. Aggirandoci tra i quartieri affollati della Balkh di oggi, sembra ancora quasi di respirare l'antico ruolo di crocevia commerciale che doveva caratterizzare la città un tempo frequentata da carovane di mercanti che qui trovavano accoglienza ed assistenza. Poco più di un secolo fa, Balkh, perduto l'antico splendore, è ormai un modesto insediamento rurale. All'inizio del 1925 giunge a Balkh una spedizione di archeologi francesi. La dirige Alfred Fouché, convinto di trovar conferma ad alcuni suoi studi. Qui soggiornarono poeti, studiosi, geografi ed astronomi, ebbe modo di scrivere, e qui prosperò a lungo un fiorente centro religioso. Fouché ritiene di poter scoprire le tracce dell'occupazione dei coloni greci e di ottenere significativi elementi informativi su tale presenza nell'intera regione. Viene dato avvio ad un programma di scavo che si protrarrà fino al giugno di quell'anno. Ma la delusione sta dietro l'angolo.
Des fouilles qu'il mène pendant 16 mois d'affilée. Lo scavo, che conduce ininterrottamente per 6 mesi, è caratterizzato da condizioni difficili. Si concluderà con un bilancio modesto, deludente. Fouché non riesce a trovare ciò che si attendeva, delle vestigie architettoniche di carattere monumentale, in pietra. Qualcosa che desse conferma di questo periodo ellenistico conosciuto attraverso i documenti. Fouché manifesta più volte il proprio disappunto e riporta nelle sue relazioni l'espressione miraggio bactriano che ben definisce la sensazione di qualcosa di irraggiungibile. Per concludere poi che la ricerca di una cultura ellenistica in Bactriana è soltanto una chimera. Si dovranno attendere gli anni 60 del secolo scorso perché l'espressione miraggio bactriano venga superata e addirittura l'inizio degli anni 2000 con la scoperta di quegli elementi architettonici tipicamente greci che Alfred Fouché aveva invano cercato. L'anno del matrimonio è certo, Parigi 1928. Ma leggenda vuole che l'espressione «finché morte non ci separi» sia stata pronunciata da Joseph e Marie sin dal loro primo incontro. Il comune destino di Joseph Haken e Marie Parmentier, condiviso fino alla tragica pagina finale, ha reso le loro figure particolarmente popolari, soprattutto in Francia. Joseph, di origine lussemburghese, appartiene ad una famiglia non agiata, ma è un ragazzo che promette ottimi risultati negli studi ed ha la fortuna di essere aiutato da realtà e istituzioni cattoliche. Si diploma in un istituto commerciale e da uomo concreto orienta i suoi studi al mondo del commercio. Ma vi è un interesse che lo coinvolge in termini sempre più stringenti. È rivolto all'orientalismo e sarà un incontro irrinunciabile con le culture del Medio Oriente e dell'Asia. I rapporti con gli ambienti e la biblioteca del Museo Guimet sono sempre più frequenti. Entra a contatto con il pensiero buddista e cresce il suo interesse per la civiltà dell'Estremo Oriente. Gli spazi immensi di quelle terre lontane ed ancora poco conosciute gli propongono un mondo vicino alle sue aspirazioni più profonde. Un mondo totalmente nuovo, fuori dal tempo, lontano da qualsiasi influenza occidentale. Conosce Alfred Fouché e ne condivide in parte l'attività di scavo. Continua ad essere molto legato al Museo Guimet. Guimet stesso, il fondatore, dimostra di credere in lui. Favorisce per quel giovane di talento l'assegnazione di incarichi di prestigio. Accanto a lui da un anno vi è Marie, che lo seguirà in ogni viaggio, documentando con foto e filmati volti, ambienti, vita quotidiana del popolo afghano, specie quello più umile e nascosto. Sotto la guida di Haken, la delegazione archeologica francese si orienta verso nuove esperienze, affrontando pagine fino ad allora trascurate della cultura afghana. Haken si impegna a colmare questo vuoto e sviluppa tra Iran orientale ed Afghanistan sud-occidentale indagini che saranno successivamente riprese presso il sito di Mundigak, non lontano da Kandahar, da un suo allievo, Jean-Marie Casal. Ma il nome di Haken rimane indissolubilmente legato alla scoperta di un sito, Begram. È tornato il silenzio oggi a Begram. Nessuna traccia di truppe o di operazioni militari, nessun utilizzo della base aerea statunitense, fino a poco fa operativa su questa pianura. Abbandonati i 3 grandi hangar, la torre di controllo, i numerosi edifici di supporto ed i 13.000 metri quadrati della pista di lancio che ha visto per 20 anni un succedersi ininterrotto di operazioni militari. La cittadina di Begram, al centro di una valle situata a sud della cordigliera dell'Indo Kush, 70 km circa a nord di Kabul, sembra abbia recuperato la sua antica dimensione naturale. Ma è un silenzio che sa di abbandono. Sull'attuale condizione del sito scoperto da Haken,
manca una documentazione recente, anche se immagini aeree tratte da Google Earth sembrano propendere per un'area in buone condizioni, salvo qualche traccia di scavo clandestino. Clamorosamente risultano invece ben documentate, dopo quasi 90 anni, le iniziali fasi di ricerca e di scavo operate dalla missione archeologica di Aken. Dobbiamo ringraziare Marie se immagini come queste possono restituirci ancora la dimensione del sito e la eccezionalità della scoperta. La scoperta è una delle più importanti e ha un grande valore, non tanto e non solo la scoperta del tesoro. Il fatto che in quegli anni l'archeologia francese era fortemente impegnata nello scavo di grandi siti urbani. La ricerca di Alfred Fouché della Bactra antica, favoleggiata dalle fonti classiche, ellenistiche, non diede i frutti sperati. Successivamente venne trovata nel sito di Begram un grande impianto urbano, una grande capitale di una regione estremamente fertile, poco si può chiamare quasi il granaio di Kabul, se possiamo dire, dove i coniugi Aken trovarono un edificio di straordinaria importanza, la cui funzione non è oggi ancora del tutto chiara, ma è possibile che abbia avuto una funzione templare, nelle cui stanze posteriori venne trovato questo straordinario tesoro. Nel 329 a.C. Alessandro Magno fonda su questa pianura, che considerava l'ultimo avamposto del mondo conosciuto, una città. La chiama Alessandria sul Caucaso e la affida a veterani del suo esercito perché ne sia salvaguardato il ruolo primario di crocevia di rotte commerciali in una terra che sarebbe divenuta l'attuale Afghanistan. Poi riprende la marcia verso est, verso l'India. Con la morte di Alessandro, anche Alessandria sul Caucaso subisce un rapido declino e un progressivo oblio, una sorte simile a quella di tante altre città dell'impero. Trascorrono 20 secoli. Nel luglio del 1833 giunge a Begram un esploratore inglese. Si chiama Charles Mason. Individua, non lontano dal villaggio di Begram, le tracce di un'antica città protetta da un complesso fortificato. La identifica in realtà frettolosamente come la mitica Alessandria sul Caucaso. La sua indagine sul territorio è fortunata. Tornano alla luce migliaia di monete di età ellenistica di particolare importanza per seguire il declino nella regione della influenza greca e il parallelo incremento della cultura indiana. Mason, soddisfatto, decide di continuare il viaggio. Bisognerà attendere il 1937, quando la clamorosa scoperta dell'archeologo Joseph Aken porterà alla luce dei reperti destinati ad entrare nella mappa dell'archeologia mondiale. Pochi fotogrammi, una manciata di secondi. Joseph Aken sta sollevando qualcosa che emerge dal terreno. I movimenti appena accennati sono ispirati alla massima prudenza. La ripresa restituisce la tensione che di certo coinvolge anche chi sta dietro l'obiettivo. Grazie alla magia del cinema, a distanza di 2 millenni una lastra sottile torna alla luce. 2 millenni che hanno nascosto ma anche salvato. Museo Guimet, collezione Afghanistan. Una figura femminile si muove leggera. Una giovane donna ozia nei suoi alloggi privati. Cina, Grecia, India incrociano qui, nel cuore dell'Indo-Kush, i loro mondi e le loro culture. Splendidi intarsi in avorio, scolpiti nel I secolo d.C., custoditi in 2 stanze contigue, sigillate tra loro con pareti in laterizio, propongono un autentico tesoro. Rivelano un universo quasi esclusivamente femminile, che evoca dimore sontuose o l'incanto dei giardini indiani. Vetri raffinati e multicolori, dove tutte le tecniche sono rappresentate dall'intaglio al vetro soffiato,
tornano a brillare. Tutto questo viene portato alla luce sul finire degli anni 30 del secolo scorso, nell'antica città di Begram, a nord di Kabul. 2 forzieri nascosti nel cuore di un palazzo si sono riaperti e svelano la loro ricchezza. Juin 1940, la France capitule e Giugno 1940, la Francia capitola e sprofonda nella notte dell'occupazione. Ma un generale fa sentire la sua voce. Con lui un pugno di uomini e di donne, partigiani della Francia libera, rifiutano di consegnare le armi. Tra questi Marie e Joseph Haquet. Marie, giunta a Londra col marito, entra a far parte del corpo dei volontari francesi con il grado di sottotenente. Joseph assume la responsabilità di coordinare le relazioni tra i diversi comitati della Francia libera nel mondo e così parla sulle onde di Radio Londra. Il nostro paese sarà salvato grazie alla volontà tenace di uomini liberi e non per quelli che osano dire che il nostro paese non può essere salvato se non divenendo una provincia della Germania nazista. 1941. De Gaulle manda Joseph e Marie in missione in India. Si imbarcano il 20 febbraio su una nave mercantile. Il giorno 24, all'1 del mattino, la nave viene silurata da un cacciatorpediniere ed affonda al largo della Spagna. Entrambi periscono nel naufragio. In un grigio pomeriggio d'inizio 1952, un signore di mezza età percorre il Pont des Arts. È assorto nei suoi pensieri e non sembra attratto dal panorama davvero unico che da qui Parigi, come accade ancora oggi, è in grado di proporre. Intende percorrere il più rapidamente possibile il breve tratto che dista tra l'Institut de France e la riva opposta, con l'intenzione forse di raggiungere il Museo del Louvre. Daniel Schlumberger, questo è il suo nome, è il nuovo direttore della Délégation archéologique française en Afghanistan, successore di Joseph Haquet. Le sue ricerche in Afghanistan stentano a decollare e l'ormai prossimo rientro a Kabul non sembra riservare grandi aspettative. Non immaginava certo che un messaggio spedito dall'Afghanistan e che stava per essergli recapitato avrebbe rivoluzionato la sua vita professionale. Il messaggio è scritto da un amico afghano. Lo informa che degli operai impegnati nel nord dell'Afghanistan nella costruzione di una strada hanno da poco scoperto alcune pietre con incise delle lettere greche. Schlumberger, rientrato a Kabul, decide di visitare il sito. Si tratta di una struttura in rovina ai piedi di un colle e confinante con una strada. La sua forma sembra seguire i contorni della zona collinare. Il rudere non ha un nome. Ma la collina su cui sorge è chiamata Kafir Kala, il castello dei pagani, e la sella o il passo che collega la collina con i rilievi è chiamata dai locali Sur Kotal, traducibile come il Colle Rosso. Schlumberger stava scoprendo uno dei luoghi più belli legati all'età kusciana. I Kushana sono originariamente delle genti nomadi provenienti dal Turkestan cinese. Sono ricordate così turbolente ed aggressive da aver creato problemi allo stesso impero cinese. Si dice anzi che uno degli scopi, se non quello primario, della costruzione della Grande Muraglia sia stato proprio quello di arginarne le scorrerie. Attorno alla metà del I secolo d.C., i Kushana avevano acquisito un potere tale da creare un impero che si estendeva dall'Indo all'Iran. Il loro monarca più famoso, Kanishka, ricorre più volte nelle cronache dell'epoca. Fino alla scoperta del sito di Sur Kotal, le notizie su di lui, sul suo popolo, sulla struttura sociale e sulla religione dei Kushana erano frammentarie. Ma quel tempio che si ritiene costruito proprio da Kanishka, quelle lastre dedicatorie scritte in greco e in una lingua locale detta Balchi, hanno fornito informazioni fondamentali su un regno tuttora poco conosciuto al mondo occidentale. Un regno che si protrasse tra il I e il IV secolo
e che vastissimo si estendeva dall'Uzbekistan al Tagikistan fino all'India settentrionale. 1961. Re dell'Afghanistan è Mohammed Zahir Shah, un monarca ancora ricordato per il suo impegno per una modernizzazione dello Stato. Mohammed Zahir Shah ha una grande passione ereditata dalla famiglia, la caccia. Nell'ottobre di quell'anno muove dalla sperduta provincia di Takhar, nel nord-est del paese, e giunge nella località di Ai-Khanun. Ai-Khanun, in uzbeko collina o signora della luna, si presenta come una modesta altura ai piedi del massiccio dell'Indo Kush e alla confluenza di due corsi d'acqua. Il re è accolto con tutti gli onori dalla comunità locale, per lo più agricoltori. I maggiorenti si premurano di fargli visitare quel poco che ritengono possa suscitare interesse. Richiamano in particolare l'attenzione del monarca sul bordo inferiore di una collina, da cui affiorano tracce di un antico insediamento. Un luogo definito dai locali come la città vecchia. Ciò che emerge incute loro una sorta di rispetto, quasi di paura. Zahir Shah è colpito dalla forma di quel masso ed ordina che venga liberato dagli arbusti che occupano quel terreno. Compaiono dei motivi ornamentali. Ricordano i capitelli corinzi dell'antica Grecia. Il re e i suoi dignitari ritengono di trovarsi tra le rovine di una delle tante città fondate da Alessandro Magno, forse l'Alessandria nell'Oxus, una delle 100 città della Bactria, favoleggiate dai greci, sorte a seguito delle campagne del condottiero. Lasciato il villaggio e rientrato a Kabul, Zahir Shah informa Daniel Schlumberger, molto stimato per la scoperta del sito di Surk Kotal. Reclutate delle persone tra la popolazione locale, si dà avvio ad una esplorazione dell'insediamento. Le campagne di scavo porteranno alla luce delle rovine molto ben conservate, un'acropoli, un santuario, i resti di un ginnasio, un monumentale complesso di palazzi con porticati dorici e corinzi e perfino un teatro, che poteva accogliere all'incirca 6.000 persone, grande quindi quasi quanto quello di Epidauro in Grecia. Le recenti vicissitudini dell'Afghanistan hanno interessato anche l'area di Ai-Khanun. Con il ritiro delle truppe sovietiche, il sito, a partire dal 1979, viene abbandonato a se stesso, con conseguente degrado e saccheggio. Quando la Wafa tornerà ad Ai-Khanun nel 2002, la devastazione sarà totale. A partire dagli anni 50, su iniziativa del re Mohammad Zahir, la francese Dafa non è più l'unica istituzione operante in Afghanistan. Si affacciano sul territorio missioni archeologiche di diversi paesi. È l'inizio di una cooperazione internazionale, spesso bilaterale, portata avanti dall'ONU e in particolare dall'UNESCO. Da parte sua l'Afghanistan sviluppa una propria infrastruttura e crea l'Istituto Afghano di Archeologia. Le prime campagne di scavo, gestite da personale locale e dirette da 2 archeologi afghani, Shaibi Mustamindi e Zemar Yalai Tarzi, cresciuti alla scuola di Schlumberger, propongono un ritorno al complesso di Adda, ricordato per le straordinarie scoperte francesi degli anni 20 e 30. In un ambiente che da un punto di vista archeologico sembra davvero inesauribile, si nota ciò che resta di una grande struttura religiosa. Si tratta del monastero di Tapa Shotor, la cosiddetta Collina del Cammello. L'Istituto Afghano di Archeologia decide di proteggere con una copertura questo reperto eccezionale, dando vita al primo museo del paese che sorge sul luogo stesso della scoperta. Ma nel corso di combattimenti tra truppe sovietiche e mujahideen, il museo viene distrutto. Del sito rimane oggi in pratica soltanto una documentazione fotografica, immagini certamente datate, che riescono però a farci comprendere come Tapa Shotor rappresentasse l'anello mancante tra l'arte ellenistica della Battriana, riferita al III o IV secolo, e le sculture del I secolo rinvenute ad Adda decenni prima.
uno straordinario luogo di preghiera e di venerazione, circondato da numerose cappelle. Tapa Shotor, davvero una perdita incalcolabile. Ma vi è anche un altro luogo che non può essere dimenticato. Si tratta di un'antica città buddista adagiata, siamo a poco meno di 3 ore da Kabul, sulle montagne aride e maestose della provincia del Logar. Prende il nome di Messa Inak, letteralmente il luogo del piccolo pozzo di rame. Un nome che di certo non si addice alle dimensioni imponenti del sito. Di Messa Inak, oggi in gran parte sepolto, si ha notizia da 5.000 anni. Il sito, gestito per secoli da monaci buddisti, è indissolubilmente legato allo sfruttamento di un gigantesco giacimento di rame che si estendeva su 40 ettari. In tempi recenti, il governo afghano aveva siglato un accordo con un'azienda privata cinese. 3 miliardi di dollari in cambio del diritto esclusivo per 30 anni di estrarre il rame di Messa Inak. Oggi tutto sembra essersi fermato. Il luogo è isolato e il suo futuro incerto. Ogni cosa è messa in discussione, sia da un punto di vista commerciale che archeologico. Ma cosa ha rappresentato per secoli Messa Inak? La più grande città mineraria dell'antichità in Eurasia. Ho detto tutto. 40 ettari di sviluppo areale, di un vero e proprio sito urbano fortificato, più aree di estrazione, gallerie e trincee per la raccolta del minerale, una catena, si può dire una collana di siti buddisti, di monasteri di una ricchezza straordinaria tutto intorno, piccole necropoli, un percorso di accesso, una struttura di grande importanza in cui molto probabilmente, la presenza delle comunità buddiste era legata all'amministrazione della miniera stessa. Di grande potenza espressiva, però si lega anche Anna Filigenzi, direttrice della missione archeologica in Afghanistan, non ha dubbi. Messa Inak dovrebbe rappresentare un cantiere perenne. La salvaguardia di questo sito ha in sé qualcosa di straordinario. Non significa solo scavo e protezione fisica dei reperti, ma anche corretta interpretazione e comprensione di ciò che rappresentano. Ma cosa è emerso da Messa Inak durante gli scavi? Di tutto, aggiunge la professoressa Filigenzi. Monasteri buddisti a più piani, pitture murali. L'occasione per ricostruire cosa fosse l'Afghanistan nel passato. L'antica città è situata proprio sopra il giacimento, quindi per arrivare al rame sembra ineluttabile che si debba procedere alla distruzione di ciò che sta sopra. Abdul Kader Temore, un archeologo afghano che opera a Messa Inak, ha scritto che assistere alla demolizione dell'antico sito sarebbe come una madre che guarda i suoi figli morire davanti ai suoi occhi. Era il centro del mondo, afferma ancora Kader Temore. La speranza che anche nell'Afghanistan moderno alla fine si possano conciliare le esigenze della cultura con l'economia in un nuovo clima di dialogo e sicurezza si fa sempre più flebile. The Taliban continues to advance in Afghanistan and now it is closing in on provinces around Kabul. In the latest, the 10th provincial capital, the city of Ghazni, has now fallen to the Taliban. This means that the Taliban is only 3 hours away from the Afghan capital. The distance between Ghazni and Kabul is less than 150 kilometers. The terror group has even released a video to announce its capture of the city. Da quel 12 agosto del 2021, la missione archeologica italiana, che ha sede nei pressi di Ghazni, rischia di non avere più un futuro. Queste sono le immagini che alcuni media locali stanno diffondendo sulla Ghazni di oggi. Il consueto mercato, il via vai delle trattative, ma un imminente ritorno italiano appare quantomeno incerto.
Poco più di 50 anni prima, correva l'anno 1957, l'entusiasmo era stato grande quando venne dato il via ad una serie di indagini destinate ad esplorare un sito che alcune fonti celebravano per bellezza e prestigio. Forse la traccia di Alessandria Racosia, una delle tante Alessandrie dell'impero, nato grazie al condottiero macedone. Quel territorio esteso, scarsamente abitato, suggeriva l'opportunità di effettuare indagini sulla sommità di questa solitaria collina, dalla quale sembravano emergere tracce di un insediamento. Quell'incarico fu allora affidato ad un ricercatore italiano. Si chiamava Luigi Tucci, figura complessa di studioso dagli innumerevoli interessi. Professore di filosofia e religioni dell'India e dell'Estremo Oriente, accademico d'Italia, premio Nehru per la sua attività di ricerca nell'ambito della cultura italiana, fondatore e presidente dell'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, scrittore prolifico, promotore e direttore di spedizioni scientifiche. È localizzata senza alcun dubbio alla città che ha trovato Alessandro Magno e che poi... In anni in cui il Nepal era ancora un paese misterioso, il Tibet un paese proibito e favolistico, l'India una realtà poco conosciuta, Tucci fu uno dei primi occidentali a visitare quei paesi. Per avvicinare e comprendere civiltà allora in gran parte ignote, ha usato la sua eccezionale conoscenza del sanscrito, del tibetano, del cinese e di molte altre lingue orientali come l'ebraico, l'indi, l'urdu, l'iranico, il pashtu, il mongolo. Fu uno dei primi buddisti presenti nell'Occidente e uno dei primi ecologisti. Tucci non fu mai un uomo politico e lui era convinto di essere la reincarnazione di un santone buddista, quindi tutte le attività dell'Ismeo e degli archeologi che erano allievi di Tucci vanno viste un po' in questa luce piuttosto che nell'ottica di una penetrazione politica e culturale italiana in questi paesi. Quindi direi che le attività di ricerca archeologica italiana nella Valle dello Swat o in Afghanistan seguirono più che altro l'impulso dei singoli, gli interessi di Tucci, la sua vorrei dire chiaroveggenza, perché aveva intuito l'importanza proprio di molte di queste regioni proprio per capire le radici dell'esperienza buddista in tutta l'Eurasia meridionale. L'intuizione di Tucci è premiata e per decenni quel sito è identificato e studiato per la sua origine islamica. Ghazni, sorta come città-mercato, con caratteristiche simili a quella che ancora oggi possiamo visitare, già nel VII secolo d.C. è definita da resoconti arabi come una grande città posta su una strada ricca di doni. L'ex città di provincia diviene attorno al 1000 sede della dinastia dei Ghaznanidi, la prima grande dinastia islamica dell'Afghanistan, una delle corti più raffinate dell'Islam orientale, capitale di un impero che comprendeva l'Afghanistan, il Turkmenistan, il Pakistan, l'Iran orientale, il Rajasthan. Sarà solo a seguito delle invasioni mongole d'inizio 1200 che lo splendore di Ghazni si affievolisce, senza essere più recuperato. Nel 1300 Ibn Battuta, grande storico e viaggiatore arabo, la definisce come una modesta cittadina a lato di un fiume che scorre sotto l'antica cittadella. Molto si sapeva dalle fonti che celebravano Ghazni come grande capitale di cultura, di arte, ma pochissimo si sapeva sotto il profilo materiale. Quindi all'inizio lo scopo è stato sostanzialmente quello di indagare questa parte della Ghazni islamica, e quindi mi piace ricordare Umberto Scerrato che ha diretto gli scavi della Ghazni islamica, e fu lui a segnalare un sito che probabilmente islamico non era, fece fare dei sondaggi e venne fuori che si trattava di un grande sito buddista, e lì fu coinvolto Maurizio Taddei, che arrivò in Afghanistan proprio per dirigere poi gli scavi di questo grande sito buddista Tapasardar, e divenne in seguito anche direttore della missione, il primo direttore della missione archeologica italiana in Afghanistan.
L'aspetto definitivo del complesso religioso di Tapa Sardar, anteriore all'insediamento islamico, risale al III secolo. Sorge su una collina che domina la pianura di Dasht-i-Manara. Legato alla dinastia Kushana, era chiamato per imponenza e ruolo il Tempio del Re o la collina del condottiero. A Tapa Sardar si celebravano cerimonie rilevanti non solo per l'aspetto rituale, ma anche per gli incontri di natura politica tra capi tribù e uomini di potere. Di qui l'imponenza monumentale del sito che artisti e uomini di cultura hanno a lungo impreziosito, trasformando l'originario aspetto improntato ad austerità. Vi troviamo i segni di una condizione sociale privilegiata che propone aspetti civili e temi religiosi legati alla vita del Buddha. Il materiale principale usato è l'argilla cruda, la cui plasticità consentiva all'artista soluzioni creative quasi illimitate. Ma l'argilla è fragile, molto poco quindi sopravvive di questo sito, distrutto tra l'altro nel 670 d.C. da un incendio attribuito alla conquista musulmana. Schlumberger m'a dit, mon maître Schlumberger, m'a dit maintenant je suis très content de vous. Vous allez à Bamiyan, vous cherchez des références pour faire une thèse. Febbraio del 2001. Zemar Yalai Tarzi, nel corso di una giornata di studi tenutasi a Parigi, ricordava così con particolare emozione quella lontana, entusiasmante esperienza giovanile. Ma pochi minuti dopo, le parole di questo archeologo, che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca, si fanno profondamente diverse. Testimoniano tristezza, rassegnazione. Debbo esprimere tutto il mio dolore, disse allora Tarzi, per ciò che ha vissuto e sta vivendo il mio paese. E debbo purtroppo constatare che ormai, per l'archeologia afghana, il tempo è ormai scaduto. Il vaso di coccio, ridotto in frantumi, sparsi un po' dovunque, non si può più ricomporre. Ed allora è davvero impossibile reprimere il senso di dolore, di disperazione e soprattutto di rabbia per la distruzione di un patrimonio culturale appartenente ad una terra che è stata uno dei grandi punti di incontro tra Oriente ed Occidente. Era il 2 marzo del 2001, una data simbolica per un evento che non potrà essere dimenticato, a partire dalla comunità religiosa islamica. In Afghanistan, una guerra senza fine, scatenata da invasori diversi, ha fatto un numero di vittime impossibili da quantificare, cui vanno sommate le morti per denutrizione o mancata assistenza medica. Vittime tantissimi bambini. Una indagine non recente, suscettibile quindi di un aggiornamento in negativo, riporta che su questa terra 7 persone su 10 sono analfabete, che diversi milioni di afghani sopravvissuti, grazie a protezioni esterne,
non godono più di nessun aiuto dopo la presa di potere dei talebani. Vaste aree del territorio sono inagibili per la presenza di mine. Ogni fondamentale diritto spazzato via. Che senso ha, di fronte ad un simile sfacelo, preoccuparsi della sorte della cultura afghana e delle sue tracce ancora rimaste? Ha scritto Domenico Quirico, un giornalista che ha vissuto in prima persona in Iraq il dramma della segregazione ad opera dell'ISIS. Le pietre, le statue, i templi parlano più dei sermoni e dei discorsi. Allora, per gli uomini dell'ISIS o per le squadre talebane, quelle pietre devono essere polverizzate per affermare che la storia è stata scritta di nuovo e definitivamente. Per questo la storia e l'archeologia divengono ostaggi e vittime. Come gli uomini, anche loro debbono finire nella lista di ciò che contamina una società concepita come perfetta, che è solo quella omologata da un fanatismo che, simile ad una peste, dilaga da Oriente verso Occidente. Credo che le immagini che sono state proiettate non hanno bisogno di alcun commento. E comunque è importante invece capire quanto la testimonianza di chi vive e ha vissuto eventi così drammatici in un luogo che potremmo definire un po' una specie di crocevia di civiltà, è necessario invece farne memoria. La dottoressa Grisot, che è esperta di queste materie presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell'Università di Ca' Foscari di Venezia, è stata profondamente segnata, credo, da queste esperienze, tanto da votare un po' la propria esistenza a questo obiettivo di rendere anche in un certo qual modo dignitoso questo passaggio di persone che fuggono da realtà tanto drammatiche in paesi come i nostri, che sembrano lontani 1000 miglia, ma invece hanno delle connessioni così strette con questi paesi. È mediatrice anche linguistico-culturale, perché conosce anche varie lingue orientali e si occupa anche appunto di
dell'accoglienza anche di queste persone. E mi piace ricordare anche un libro che recentemente ha scritto su un ragazzo afghano, Zaher Rafat, non so se la mia pronuncia è corretta, che purtroppo ha trovato la morte proprio arrivando qui da noi a Venezia e sbarcando come clandestino da un traghetto si era aggrappato sotto un tir e non ce l'ha fatta e in via Orlando a Mestre purtroppo ha perduto la vita. Ecco, lascio quindi la parola alla dottoressa Grisot per quest'ultima parte del nostro incontro. Prego. Grazie. E grazie a tutti voi per essere qui e per aver restituito a tutti noi un interesse che non era per nulla scontato. Grazie all'Ateneo per averci ospitato e grazie al regista ovviamente per aver considerato un abbinamento così tra passato e presente estremamente attuale e anche questo non scontato. Io da buona quasi millennial ho preso appunti digitali, quindi non sto messaggiando con nessuno ma sto leggendo quello che ho scritto. Ho preso così, mentre guardavo di nuovo questo film che avevo già potuto vedere più volte e ogni volta mi suscita tantissime emozioni e tante riflessioni, perché gli spunti, sebbene fra le righe, in questa eccellente sceneggiatura, in questi meravigliosi testi, che sono veramente gocce di poesia, non c'è una parola sbagliata all'interno di questo documentario molto ben curato, alcune parole sono lì tra le righe, ma dovrebbero veramente aprire ore e ore di conversazione, ore e ore di lettura, di approfondimento. Ci sono delle provocazioni elegantemente intarsiate all'interno di questo documentario che appunto spazia tra il passato, molto passato, e un presente estremamente attuale, l'altro giorno. Allora, bello. Partiamo dalle cose belle, no? Questo terreno che è punto d'incontro, che è crocevia di culture, e fin là tanti convegni vengono fatti, vengono proposti. Abbiamo un festival a Ca' Foscari sul crocevia di culture. Bello, bello bearsi e benedire queste ricchezze. Giustamente però la riflessione che ne scaturisce è dovremmo anche tutelarle, ma non solo a livello di tutela del patrimonio, ma anche tutelare chi è portatore di questa bellezza. Nel momento in cui noi riteniamo di essere una grande civiltà perché discendiamo da Dante, perché vantiamo una cultura, veramente ci illustriamo gli occhi e ci riconosciamo in un passato che è glorioso, artistico, riconosciamo un valore alla storia, ma difficilmente siamo pronti a riconoscerla appunto ad altre culture e civiltà. Quindi questo incrocio di civiltà ci piace finché è nel museo, ma perde di attualità, perde di aderenza nel momento in cui, oltre che a noi stessi, portatori di cultura, dobbiamo applicarlo ad altri. Allora diceva bene il moderatore dicendo che io dedico la vita, insomma ho speso veramente tanti anni, ormai sono quasi 20, a cercare di trasmettere questo messaggio. Nel momento in cui noi incontriamo l'altro e costruiamo l'altro, io sono di formazione linguista antropologa, orientalista, linguista ma antropologa. Questa parte di preparazione in antropologia mi fa dire che noi abbiamo questa grande facilità nel costruire l'altro, come ci fa comodo, quando ci fa comodo. E difficilmente invece siamo pronti ad accogliere l'altro, a riconoscerci nell'altro, addirittura creando delle etichette. Noi diciamo proprio in antropologia, no? Etichettare e infantilizzare, che è una cosa che sappiamo fare molto bene, quando l'altro non lo capiamo. Per questo dico che il documentario che ci presenta delle teppe, tapa, teppè, detto con le diverse pronunce di quell'area, che sono queste colline in cui sotto troviamo tracce
Di che cosa? Ma cosa cercavano lì questi archeologi? Cosa cercavamo noi? Perché sono nostri rappresentanti, abbiamo visto tanto Occidente, abbiamo visto tanta Francia, abbiamo parlato più di noi che dell'Afghanistan, abbiamo parlato delle nostre ricerche nell'Afghanistan. E questo è il nostro tipico approccio eurocentrico, che va bene, fa parte di noi, siamo fatti così, ma non è l'unico approccio possibile. Allora la mia battaglia è proprio dare altre prospettive, aprire altre visioni e dare voce ad altre narrazioni. E cosa cercavamo sotto queste colline? Beh, cercavamo le nostre radici e nel cercare le nostre radici trovavamo l'altro. È magica questa cosa. Perché in realtà noi siamo una scrittura molteplice, noi, proprio ciascuno di noi, siamo portatori di un'unicità che è fatta di differenze. Quindi noi possiamo dire siamo italiani, siamo cattolici, possiamo identificarci, no, con delle etichette. In questo modo ci autodelimitiamo. E questo errore lo facciamo tanto più, anche in modo istituzionalmente violento, quando accogliamo l'altro, ma anche semplicemente quando facciamo un servizio del telegiornale e scegliamo una narrazione visiva che mostri dell'Afghanistan solo alcune parti che rispecchiano il nostro ideale, la nostra proiezione ideale di quell'altro che abbiamo costruito così bene, così comodo alla nostra funzione, alla nostra costruzione della nostra identità. Allora la scelta di inquadrare sempre volti sporchi, persone spettinate, mercati colorati, spezie, è una restituzione che personalmente offende la mia intelligenza e la mia dignità, perché chi si fa portatore di questo messaggio non mi sta raccontando l'Afghanistan, che sarebbe tra l'altro impossibile nella sua totalità, ma sta scegliendo di darmi un'idea di Kabul, di Kandahar, di Balkh, facendomi vedere esattamente qualcosa, come se io, troupe canadese, e succede spesso, recentemente mi è capitato accompagnando una troupe canadese che faceva un documentario sull'overtourism a Venezia, come se questa troupe andasse a riprendere solo la mancanza di cassonetti, la mancanza di bagni pubblici, la mancanza di servizi, la sporcizia, l'accumulo, le erbe trascurate sui ponti, cioè tutto quello che della nostra città noi neanche ormai non vediamo, però non è venuta mai a riprendere questa sala, non ha mai chiesto un permesso per poter andare a riprendere il Palazzo Ducale. Allora io mi chiedo, ciascun altro e ciascun io fa della narrazione ciò che ritiene più opportuno, involontariamente, violando anche della dignità altrui. Allora, nel lavoro di Castellani noi abbiamo questa ricerca così educata, così garbata, così rispettosa delle sfaccettature possibili dell'altro. Raccontare che l'Afghanistan è portatore di cultura indo-iranica, di cultura, di ritrovare le tracce della Cina, ritrovare le tracce appunto da scavare il buddismo, cercando l'ellenismo trovare il buddismo, dovrebbe farci riflettere tantissimo e non era assolutamente scontato produrre un lavoro del genere. Abbinarlo poi a contesti attuali dove le parole chiave che io ho notato, l'ho visto tante volte questo documentario, 2 o 3 passaggi scandiscono molto bene questa liaison. La liaison tra commercio e interessi commerciali. Allora, prima vedevamo le rotte commerciali, ipotizziamo che quando questo visitatore, questo mercante cinese ha visitato questa città fosse più o meno così, e vediamo inquadrati i mercati. E, d'altra parte, quando parliamo delle risorse minerarie e della cessione per 30 anni alla Cina, no? Stiamo ancora parlando in una versione più moderna di interessi commerciali. Quindi i transiti, i poteri, le distruzioni, le conquiste, i conflitti. Per quanto noi possiamo tifare per Alessandro Magno, al tempo di Alessandro Magno era una guerra, come lo era la Seconda Guerra Mondiale, che abbiamo infatti visto ancora rappresentata nel documentario, e poi la presa del potere dei talebani. Quindi queste parole chiavi che sono commercio, interessi commerciali, guerra, e il perché delle guerre in Afghanistan è tanto banale dirlo, è un territorio che è sempre stato cerniera, i confini stessi sono stati disegnati come tante altre aree geografiche per interessi commerciali e politici.
senza voler raccontare le leggende delle battaglie sul Piave. E queste colline, questa ricerca delle radici che trova il noi raccontato nei tasselli degli altri, quella lastra girata, no? Questa immagine bellissima, alla fine ci dovrebbe portare a riflettere di quanto poco a fondo andiamo noi quando vogliamo produrre una narrazione. Quindi io ho sempre avuto questo taglio fin dai miei studi, dal dottorato, la narrazione dell'altro tra visioni e narrazioni. Poi sono andato un po' oltre e ho detto ma raccogliamo le voci, e quindi ho pensato che l'etnografia e l'antropologia potessero essere il modo migliore di parlare e di far parlare attori diversi di un popolo che come noi è sfaccettato. Quindi io vorrei farvi la lezioncina che il regista si aspetta su quante etnie ci sono in Afghanistan, ma non penso che sia di nuovo quello che voglio fare. Penso che sia di nuovo ricalcare il vostro immaginario e le vostre aspettative. Vorrei invece chiedere a Hamed, per esempio, che verrà qua con me, vero? Perché non gliel'ho detto prima. Che viene qua con me, perché altrimenti se glielo dicevo prima mi diceva di no. Hamed è un cittadino illustre veneziano. Allora, io posso dirvi che è un afgano con la barba e i capelli lunghi. Posso dirvi anche che è un cittadino illustre veneziano, è un imprenditore. E posso raccontarvi che Hamed è arrivato e ha fatto domanda d'asilo, ha ricevuto delle minacce dirette e si è sentito più volte offeso e anche più volte mal rappresentato e anche più volte toccato nell'intimo, come tanti di loro, per cui io ho avuto veramente i brividi, perché sapevo che gli stavamo sottoponendo immagini bruttissime, vedendo questo documentario. Allora, invece che interpretare il loro pensiero, chiedo ad Hamed, che è originario di Bamiyan, lì dove c'erano i Buddha, che cosa hai provato nella narrazione di questo lunghissimo excursus sul tuo paese? Poi dovremo parlare della persecuzione degli Hazara, dovremo parlare di perché la discriminazione e l'estremismo religioso ha generato queste guerre, questi conflitti, e di perché a un certo punto un conflitto sovietico-mujahideen ha distrutto un sito archeologico importantissimo. Ecco, dovremo parlare di tutto questo, ma mi piacerebbe anche lasciare queste domande un po' aperte per una riflessione. E io non finirò di parlare adesso, io faccio parlare un po' Hamed, poi ritorno. Buonasera a tutti. Diciamo che la prima riflessione che mi ha dato vedendo questo film non era una riflessione proprio sul film, ma era il discorso del passato, futuro e presente, perché comunque per quanto diciamo ha dimostrato la ricchezza della storia del passato e per quanto magari ha anche dato una perplessione e una situazione non molto chiara per il futuro, però siamo al presente e al presente io sono molto preoccupato. Maggior parte delle opere che abbiamo visto comunque rappresentano un'arte del passato e rappresentano la storia del passato, ma oggi come oggi il mio paese soffre, è l'unico paese del mondo in cui soffre proprio del divieto di creare l'arte, di fare musica, di fare scultura, di pitturare. Tipo i talibani quando sono entrati in Afghanistan una delle prime cose che hanno fatto sono andati in conservatorio della musica e hanno distrutto tutti gli strumenti musicali che erano presenti là. Capisco, viviamo delle varie emergenze come quella della fame, quella della situazione femminile, quella dell'educazione, però alla fine io credo che l'arte è il fondamento di tutte le altre mancanze e tutte le altre sensibilità che può avere una società.
Viviamo in una città come Venezia, una delle vetrine più importanti del mondo per il mondo dell'arte e cultura, e ci piacerebbe fare qualcosa in riguardo dell'arte e la presenza dell'arte di oggi in Afghanistan, utilizzando anche i ragazzi, come alcuni miei amici paesani che sono stati evacuati dopo la situazione tragica dell'aeroporto a Kabul. Come loro ci sono tanti giovani artisti sparsi in giro per il mondo, e io spero, questo lo faccio come un appello, spero che Venezia e i veneziani eccellenti come voi, se questo percorso andrà avanti, ci aiutate. Ci piacerebbe avere il padiglione afghano a Venezia, non l'abbiamo mai avuto. Davanti alle statue di Buddha veniva fatto uno dei festival più popolari di musica negli anni precedenti. Stiamo lavorando di portare lo stesso festival al Lido, e quindi su queste cose mi piacerebbe utilizzare questa tribuna e parlare del presente. Aiutateci. Grazie. Grazie Ahmed, io non avevo dubbi che avete visto che si stava commuovendo, poi ha cambiato discorso. C'erano delle immagini veramente molto forti per tutti loro. Io vorrei tornare su un altro punto, un'altra provocazione che è stata inserita dentro nel documentario, quando si parlava del 1961 e di Muhammad Zahir Shah, questo Shah modernizzatore, che infatti poi porta a uno sviluppo di una collaborazione tra ONU e altre organizzazioni internazionali e altri paesi internazionali, con l'obiettivo di sviluppare un progetto locale. Questa è ancora oggi, io voglio ancora fare un viaggio nella storia, è ancora oggi un argomento. Quando noi parliamo di cooperazione internazionale allo sviluppo, eccetera, molto spesso pensiamo sempre in modo eurocentrico di andare ad aiutare un paese, tante volte malinterpretandolo o derubandolo ingenuamente di tante cose. Quindi molte delle opere che noi abbiamo visto in realtà non sono in Afghanistan. Questo dovrebbe farci riflettere, e noi intendiamo questo come salvaguardia del patrimonio. Ve lo dicevo prima, salvaguardia del patrimonio, ma è anche un'appropriazione di patrimonio. E poi cosa facciamo ancora? Facciamo un'imposizione di patrimonio, quindi culture, valori, metodi di lavoro anche sono stati negli ultimi 20 anni portati con tutte le migliori intenzioni e anche con ottimi risultati in Afghanistan. Allora io penso a Tamimullah Akbari, che è un project manager, è una persona... Nessuno di loro sapeva ovviamente che li avrei chiamati, se no mi avrebbero detto di no, soprattutto visto il pubblico numeroso e la sala imponente. Allora Tamimullah Akbari non parla ancora italiano, sgridatelo. Lui è un eccellente project manager. Ha un vissuto di 9 anni di esperienza professionale come responsabile commerciale, responsabile allo sviluppo di importantissime ditte e realtà internazionali. Noi oggi lo accogliamo, ha vinto una borsa di studio meritatissima all'Università di Padova, quindi è stato uno dei pochi privilegiati, diremo, che ha avuto modo di continuare un percorso di studio. Noi dobbiamo sapere che le borse di studio sono state una via di salvezza importante. Abbiamo parlato della grande evacuazione, cioè 5.000 persone messe in salvo. Gli altri canali di accesso sono stati, per i cittadini afghani oggi qua messi in salvo, sono stati i visti per studio, per motivi di studio, grazie a generosissime borse di studio che sono state erogate da istituti privati. Prima di tutto l'Università di Padova, che ha
erogato una quantità insomma inimmaginabile di borse di studio e che le sta portando avanti di un grande importante importo e le sta portando avanti con una grandissima cura. Quindi questi ragazzi sono seguiti molto bene e stanno arrivando adesso alle loro lauree magistrali. Capite me che nel raccontare l'altro mi trovo inquadrati sempre talibani, turbanti, Kalashnikov eccetera, quando Tamimullah è nato e a 5 anni vestiva la suite, il completo, perché lui è l'uomo in giacca e cravatta. E io quando vedo le sue foto, scorro le sue foto, ricordo, lui è il tipico uomo manager che non è mai rappresentato, neanche in questo documentario paradossalmente. E allora io volevo presentarvelo, perché per me è la vera narrazione che dobbiamo anche un po' sforzarci di accogliere, oltre alle retoriche, oltre le narrazioni che ci fanno anche un po' comodo, oltre alle icone e alle sintesi, perché di Tamimullah Akbari, così talentuosi, ce ne saranno pochi, ma ce ne sono tanti, e sono e saranno, spero, i futuri leader di quel paese, come lo sarà Ahmed, che è venuto qui e ha aperto un'impresa fiorente. You could introduce yourself, maybe in English if you want, and say just 2 sentences about the video and the restitution about your country. If someone was but missing... they won't understand English, like... We will translate somehow. Okay. Just... Okay. Ciao a tutti. Io parlo italiano bene, ma così mio. Good evening, everyone. It's honor and privilege for me, and especially for all of us, for the invitation and to seeing you all in person. My name is Tamimullah. My surname is Akbari. I was born in 1992 in Kabul. I did my bachelor in business administration in Kabul. I'm equipped with almost around 9 years of professional work experience with national and international organizations and as well as international NGOs in Afghanistan in different sector, commercial and non-commercial sectors. Apart from my professional work experience and work background, I devoted around 5 to 6 years to community level and a volunteer level responsibilities. I'm still a global shipper with World Economic Forum, which is a Geneva-based organization. And now currently I do my master in business administration at Padua University. Ecco, fortunatamente la prima parte ve l'avevo già spiegata, così devo tradurre di meno. È nato nel 1993, è sorprendente come possa vantare un curriculum così importante. Lui ha già una laurea in Afghanistan in economia e ha 9 anni di esperienza, come vi dicevo, come manager in diverse importantissime compagnie internazionali. Oltre a questo, Tamimullah io lo porto spesso come esempio perché è un global shaper, che è un'organizzazione con base a Ginevra, è da anni un global shaper. Global shaper sono dei giovani selezionatissimi a livello mondiale per essere portatori del cambiamento. Cioè è un'organizzazione del World Economic Forum che incentiva le giovani generazioni a sposare dei valori, a portare avanti delle campagne e delle battaglie. Beh, come attivista lui non è solo un global shaper, ma è stato attivo e è tuttora attivo in tantissime organizzazioni che sviluppano progetti di tutela delle donne, delle famiglie, soprattutto delle famiglie, contro la povertà, insomma tutto quello che potete pensare di bello e grandioso si possa fare a livello etico. Io lo vedo sempre impegnato, ovviamente collabora anche con la nostra organizzazione. Io sono presidente di un'associazione basata a Venezia che si chiama A2030 Social Innovation Designers, cioè disegniamo l'innovazione sociale, quindi un mondo del futuro più equo. E quindi loro, tutti questi validissimi
rappresentanti della civiltà afghana che noi non vediamo mai raccontata, sono in realtà membri attivi e operativi anche della mia organizzazione. Tutto questo per dirvi che quando noi andiamo a scavare alle nostre radici e troviamo un altro rappresentato in un certo modo, dovremmo sempre porci l'obiettivo di andare più a fondo e di individuare l'unicità di cui anche noi siamo portatori, ma all'interno di questa unicità scavare le possibili sfaccettature di lettura, cioè da cosa è composta quella civiltà, da cosa è composta quella persona, quindi quante componenti e quante capacità, quante restituzioni, quanto potenziale ha il nostro interlocutore. Se noi avessimo incontrato Tamimullah per strada, magari per il suo aspetto, per il suo vestire, non l'avremmo identificato subito come un migrante, cosa che potrebbe succedere conoscendo qualcun altro di questi ragazzi. Quando Castellani mi diceva presenta che cosa si sta facendo, quali progetti, io vi posso dire che qui ci sono due grossissime fondazioni, grossissime nel cuore, e una grossissima davvero, che sostengono questo progetto che si chiama Afghanistan 2030 Next Leaders. Qua tra il pubblico voi avete architetti, pianificatori territoriali, nonché l'ex responsabile delle relazioni internazionali dell'Università di Kandahar, per dire, professori che anche giovani che adesso stanno studiando di nuovo per certificare il loro titolo anche in Italia e trovare una loro carriera. Abbiamo informatici, abbiamo ingegneri energetici. Chi sto dimenticando? Abbiamo un medico laureato con 7 anni di medicina in Russia e una donna medico afghana che non vedrete con turbante, hijab e burqa, è una ragazza stupenda, meravigliosa, e che adesso sta studiando neuropsicologia a Padova e che vuole diventare neuropsichiatra. Neurologa, perdonatemi, sono ignorante, neurologa. Quindi che continuerà. A molti di questi ragazzi è stato offerto già un dottorato di ricerca, finiranno il master a breve. Supportare questo tipo di percorso significa dare valore alla nostra società, ma non è retorica, perché a parte avere un collaboratore, adesso io lavorativamente come Tamim, che è una cosa rara e introvabile, in realtà quella fusione che abbiamo visto rappresentata nel documentario, quindi diverse etnie, diverse religioni, diverse arti che confluiscono e creano un unicum, appunto questa unicità speciale fatta di molteplicità, le ritroviamo nelle persone. E la nostra cecità, la nostra narrazione, i nostri giornali tante volte non sanno, non vogliono o non possono restituirci tutta questa ricchezza. Motivo per cui oggi ne abbiamo invitati tantissimi. Khatima, io stavo parlando di te. Vuoi venire qui? Vieni. Grazie. Sì, un applauso a Tamimullah. Adesso Khatima tutto in italiano da sola, eh? È appena arrivata da pochi mesi, cioè da un anno. No, non capisco quando. Dai, tu parla. Introduce yourself. Just closer. Yeah. My name is Khatima Taye. In italiano. Difficile in italiano. Ma sei bravissima, lei è al nostro corso B1, quindi. Oh, grazie. I will try to say it in English. No, in Italian. Grazie. Parlare in italiano è molto difficile, puoi capire. That is why I will try to say just in English if it's possible. Grazie. My name is Khatima Taye. I am studying, doing my master's degree here at the University of Padua.
And I studied medicine. I think Francesca already told a bit about me. Yeah, I studied general medicine in Russia, and I wanted to return back to Afghanistan to work there. Unfortunately, at the time of my graduation, which was July 2021, Taliban took Afghanistan, so I was not able to go back. Therefore, I was looking for any opportunity to pursue my studies, maybe later in the future once everything will be fine so I can go back. But I need to have standard and high quality knowledge and education so that I can serve my own people. And I could find this opportunity in Italy. I'm very lucky and very glad. So I could come here, but I'm doing master's degree instead of doing a specialty in medicine, because I did medicine, so I wanted to be a neurologist. But at the moment, I am going to be a clinical neuropsychologist, so which is also a bit close to my education. And I'm very thankful from this organization that brought us here. This organization bring even the Afghan students to have good communication with each other here so we can improve together. And we are hoping for a good future. Thank you. Thank you. Thank you, Fatima. Okay? Yeah. You're free. La parte che non abbiamo, la prima parte ve l'avevo già introdotta, altre cose che ha detto, una cosa molto importante che io non avevo voluto dire. Lei, quando ha terminato il suo periodo di studi, con l'ambizione di avere un livello di studi molto elevato e tornare nel suo paese, aiutare il suo popolo, ha quindi scelto di studiare medicina per 7 anni in Russia. A quel punto lei era pronta per tornare a aiutare il suo paese, ma era luglio 2021. Quindi sfortunatamente il suo obiettivo, il suo sogno, insomma, è andato, ovviamente è stato cambiato, sarà un bene o sarà un male, ce lo racconteremo tra qualche anno, e ha colto l'opportunità di queste borse di studio in Italia. L'ha ovviamente vinta subito, è splendida, ha dei voti altissimi, non ha trovato la possibilità perché i corsi in lingua inglese all'Università di Padova sono limitati, non ha trovato quindi la possibilità di entrare a fare quello che interessava a lei, cioè diventare neurologa, ma ha trovato psicologia neuroclinica, scusate ma è troppo, dillo ancora? Clinical Neuropsychology. Quindi neuropsicologia clinica. E quindi dice almeno è prossimo al mio interesse e dopo di questo io mi farò un'altra specializzazione per diventare poi neurologa quando avrò imparato l'italiano, quando potrò accedere a tutti i corsi e così. Quindi questo è il suo sogno, però ha ribadito, io voglio avere, mi sono posto l'obiettivo di avere un livello altissimo di scolarizzazione per aiutare davvero il mio paese. Anche questo, secondo me, è una cosa che non ci viene raccontata tanto, anzi... Ecco, è una narrazione che ci manca. Io chiedo invece come siamo con i tempi, direi che siamo grati dell'attenzione, sono le 7:15, e spero di aver restituito e di aver soddisfatto le richieste. Certo. Se avete qualche domanda, qualche approfondimento da richiedere... Sì. Sì. Beh, intanto vorrei ringraziare l'Ateneo Veneto per l'ospitalità. So che è stata fatta anche una ripresa televisiva integrale di questo incontro, in cui non soltanto c'è il film, ma c'è la registrazione integrale di quello che ha detto la dottoressa Grisot e che verrà messa in un canale YouTube, per cui sarà anche eventualmente visibile da parte di altri. Vorrei ringraziare la Presidente che è venuta oggi. So che, malgrado tutti i suoi impegni, ha avuto la sensibilità di onorarci della sua presenza. E 2 piccole osservazioni finali. Una personale. Io sono un piccolo produttore indipendente, per cui giro i film, li monto, li scrivo, li promuovo, con qualche collaboratore, uno qua è alla mia destra. E vorrei fare un ringraziamento innanzitutto a mia moglie, perché non la lascio mai tranquilla.
quando c'è una frase scritta gli dico: ma si capisce? Ma bisogna leggere 2 o 3 volte. No, deve capirsi subito, perché la gente non può tornare indietro con il film. E quindi grazie. E poi l'intervento della dottoressa Grisotto mi ha portato alla luce un ricordo. Io 3 anni fa ho realizzato un programma, anzi una miniserie sulla Mesopotamia. Si chiamava Mesopotamia in Memoriam. E tra i consulenti c'era il professor Brusasco dell'Università di Genova. E Brusasco mi ha detto: sì, noi siamo fortunati perché molte testimonianze che sono state distrutte dall'ISIS li troviamo al British, li troviamo al Louvre e in altri contesti. Però questo non basta. Sono fuori della loro dimensione naturale. Noi li vendiamo in una sala e quella sala non è il luogo per il quale queste cose sono state costruite. Manca la gente, manca la testimonianza. Forse qualcosa oggi pomeriggio siamo riusciti a fare. E così anche in questo film. Diciamo che la dimensione è la stessa. Il Museo Guimet mi ha messo a disposizione le sue opere, il Museo Romano altrettanto, ma mancano i luoghi, manca la dimensione, manca la sensibilità di questa gente che vive in quei territori. Per cui l'auspicio è: ben vengano questi documentari, ben vengano l'ospitalità, ma speriamo davvero che questa gente possa tornare nella sua terra e vivere la dimensione di una cultura, di un'etnia che veramente fa parte della storia del mondo. Grazie per la vostra presenza. Io volevo aggiungere che vi aspettiamo tutti l'8 marzo perché parleremo della situazione della donna in Afghanistan, delle donne kurde e delle donne iraniane. Anche qui, proprio in osservanza dell'auspicio della dottoressa, con donne iraniane, donne kurde e donne afghane, nonché di giornalisti ed esperti che si interessano di questa situazione. Grazie per essere venuti. Aspetta. Mi pareva che ci fosse qualcuno che aveva alzato la mano prima. Non so, ecco, se voleva fare una domanda. Ci tengo molto. L'ospedale di Gino Strada, che fine ha fatto? L'ospedale di Gino Strada, emergency. Siamo zitti? Io non. No, quello in Afghanistan. No, ma se vuole sapere qualcosa. Sì. Perfetto. D'accordo, grazie. Bene, allora grazie per la presenza. Vorrei però sottolineare una cosa: sia il filmato sia la dottoressa Grisot hanno parlato di questo sovrano Mohammad Zahir Shah. E è un sovrano che andava un po' in parallelo con Reza Pahlavi, che era lo Shah, l'imperatore dell'Iran, e tutte e due avevano un progetto di modernizzazione e di progressivo miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni dei loro paesi. E purtroppo tutte e due hanno un po' fallito questo esperimento e la reazione fanatica di coloro che invece contrastano questo tipo di approccio che crea progresso all'interno dei singoli paesi invece dovrebbe essere invece l'obiettivo fondamentale di chi governa. E da ultimo volevo anche sottolineare che bisognerebbe, lo dico da giornalista, bisognerebbe anche individuare le responsabilità delle situazioni che si vengono a creare in diverse aree del mondo, dove l'aspetto economico e soprattutto l'aspetto di sfruttamento
economico la fa da padrone. Quindi individuare le responsabilità e cercare di risolvere e di migliorare le condizioni di questi paesi, e noi come italiani, accogliendo queste risorse, perché queste sono delle vere risorse umane, prepararle per consentire loro di ritornare nei loro paesi e diventare la classe dirigente di questi paesi. Grazie a tutti per l'attenzione. Andata bene.